Dunque, questa è la storia di un uomo, faccio vedere, e una donna, un gran bel pezzo di donna. Ma non sempre. Un gran bel pezzo di donna corrisponde a una donna ideale conquistare. Io mi aspettavo, sai, da te una risposta come il fuoco. E invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai, da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 avevi tutto per piacere, sì. Gambe sottili, un bel sedere, occhioni azzurri, quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu. In ogni ambiente un figurone, ragazzi, sorrisi e invidia a profusione. Ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione, ahimè, si riduceva dei gne 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 ti ho poi rivista alla TV 10 anni dopo, forse più, un calendario sopra, solite pose, un cliché déjà vu. Posare nuda, ma perché? Ci dica, è stato imbarazzante o no? Ci dica i suoi progetti e se all'orizzonte un fidanzato ora c'è. Una studiata pausa e lo hai seppellito di gne gne.